Eder. Mac. Pallister. 2025 esce l'ipotesi che Liliana sia stata uccisa da qualcun esperto in arti marziali, ma guardate nelle nostre ricerche quando chiedemmo a Silvia se Sebastiano poteva avere questo tipo di esperienza, nel 2022. La complessa vicenda della morte di Liliana Resinovic, avvenuta a Trieste il 14 dicembre 2021, continua a destare domande sull'eventualità di un suicidio o di un omicidio. Di recente, una perizia affidata agli esperti dalla Procura di Trieste ha sollevato ulteriori dubbi, spostando l'attenzione sulla possibilità di un omicidio avvenuto nella mattinata, presumibilmente conclusosi intorno a mezzogiorno. Questa ipotesi si basa sul fatto che la donna aveva consumato la colazione circa 4 ore prima, tra le 8 e le 8:30. Uno dei punti cruciali emersi dalle nuove indagini è la difficoltà di raccogliere prove tangibili dopo un periodo di oltre 3 anni. Questo lasso di tempo ha rappresentato un ostacolo per verificare e confermare gli alibi di alcune persone considerate potenzialmente coinvolte nel caso. Le nuove investigazioni, quindi, devono rivedere e consolidare dati già esistenti, cercando elementi di prova che potrebbero non essere stati colti inizialmente. Un aspetto particolarmente inquietante della vicenda è l'ipotesi che Resinovic sia stata strangolata con la tecnica del chokehold. Un dettaglio che aggiunge un ulteriore strato di complessità e brutalità alla morte. Questa ipotesi amplia il ventaglio di scenari che potrebbero spiegare come e perché Liliana abbia incontrato la morte in tali circostanze. In passato, la prima valutazione autoptica e il successivo fascicolo investigativo non avevano prodotto elementi sufficienti per incriminare eventuali sospetti. Ciò aveva spinto la procura a considerare la possibilità di un suicidio. Una decisione che è stata riaffermata da un procuratore che aveva seguito l'indagine all'epoca dei fatti. Tuttavia, le recenti perizie potrebbero suggerire una risibilità alternativa rispetto alle conclusioni originarie. Adesso, la sfida principale per gli inquirenti consiste nel determinare se queste nuove indicazioni possano condurre a una risoluzione del caso. È essenziale non solo indagare sull'eventuale aggressione subita della donna, ma anche confermare la presenza di una terza parte durante l'episodio. Questo coinvolgerebbe ricontestualizzare l'accaduto e tracciare una narrativa plausibile che includa nuove informazioni in un quadro investigativo già complesso. Resta quindi aperta la necessità di una scrupolosa revisione delle prove, con l'obiettivo di comprendere se una terza persona potrebbe aver avuto un ruolo nel tragico destino di Liliana Resinovic, illuminando così le zone d'ombra rimaste in questo misterioso caso. Sebastiano, come ha fatto qualche sera fa in TV, è molto bravo a mimare il gesto dello strangolamento. È quello che ha fatto, forse, o l'ha fatto o l'ha visto. Bisogna chiederlo a lui. Lei è stata sicuramente uccisa, appunto. Non esiste il suicidio. Chi aveva interesse alla scomparsa di Liliana? Io sospetto prima di tutti su Sebastiano. Il delitto è stato premeditato. Lili è morta probabilmente in casa sua. Una persona l'ha uccisa e più di una, 2 o 3 l'hanno portata dove è stata trovata. Allora lì in quel posto pullulava di cinghiali letteralmente. Se lei passava là solo una notte o 2 intera, finiva sbranata. Lei doveva essere ritrovata. Essendo trovata lì, Sebastiano avrebbe avuto non solo la reversibilità, ma anche i soldi che erano in banca. Quindi movente economico? Tutto economico. Il suo matrimonio era finito da un pezzo. Se uno ha un amante e lo mette sul giornale, mai visto. Eravamo clandestini, è chiaro, lampante. Ma non mi interessa, io posso essere indagato, chi se ne frega, anzi, dovevano farlo 3 anni fa, indagare me e tutti quelli di contorno, lui, suo figlio, il fratello, la cugina, tutti. Io sono qua, beata allora se indagano tutti, ma tutti, non me solo. Speravo veramente che Mara fosse viva. Poi questa brutta notizia anche a me stamattina mi hanno avvisato che sono le ossa di Mara, mi dispiace tantissimo.
Non capisco perché è finito poi in quel posto lì. Può essere anche un incidente, può essere che Mara voleva accorciare, posso immaginare che magari nel suo cervello ha potuto pensare in mezzo alla strada è pericoloso, ci sono i tiri, ma taglio di qua, costeggio, bosco arriva su. Potrebbe anche essere. È sembrato strano che mentre si stanno per chiudere le indagini sono state trovate reggiseni, occhiali, ossa, capelli. I capelli dopo un anno, queste temperature, ma si dice al mio paese male non fare, paura non avere. Quindi io sono tranquillo. Attento che ti faccio fare la fine di Mara. Ecco, io non ho mai detto quella frase. Gli ho detto scusa un attimo, ma ti vuoi calmare? Perché gridava, c'era gente di qua e gente di là. Lei mi fa non me ne vado fino a quando non mi dai i soldi. Io gli ho detto solo non mi fare le c***ale. E lei mi dice se no cosa fai? Mi fa fare la fine di Mara? Allora lì mi si è ghiacciato il sangue, non ho preso lei, ho preso il suo boss e l'ho sbattuto fuori. Mi dispiace anche per i familiari e spero che anche loro non c'entrano niente, perché non si può mai sapere, mai dire mai. E spero che vengano indagati tutti, anche solo per atto dovuto. Il marito, il fratello, tutti gli amici, tutte le persone che hanno telefonato. Non necessariamente quando qualcuno si muove si porta il telefono dietro, perché se qualcuno vuole fare qualcosa di male il telefono lascia a casa. Perché oggi il telefono è come se è un carabiniere in tasca. Io spero solo una cosa, che il corpo, le ossa, quello che siano, non lo so, e che parlino. Lascio scivolare, la lascio andare via, non ho nessuna intenzione di cogliere questo affronto, questa affermazione. Non posso dare peso a queste parole. Siamo troppo addolorati per quello che è successo dalla realtà che stiamo affrontando, per cui le sue parole non pesano niente per noi, non hanno significato. Ecco. Questa mattina, con l'ausilio anche di una psicologa e con lo zio, il fratello di Mara e sua moglie, abbiamo affrontato questo tema, perché venerdì, quando l'abbiamo saputo, non ce la siamo sentita di dire a questo scricciolo di nemmeno 11 anni, che è un anno che aspetta sua mamma, che non la rivedrà mai più e che ne abbiamo trovato soltanto più le ossa. Ecco, ho aspettato un paio di giorni e questa mattina gliel'abbiamo detto. È un luogo estremamente scosceso, isolato, poi non è di facile approccio dalla strada statale. Poi con la mamma di Martina abbiamo camminato per tanti anni, ma assolutamente mai in queste zone. E poi voglio dire, il corpo è stato ritrovato nei pressi del fiume Dora, che voglio dire è al fondo di questo strapiombo altissimo, per cui non si arriva casualmente là in fondo, si arriva se qualcuno ti getta, se qualcuno getta il tuo cadavere. Se qualcuno lancia il tuo cadavere. Lei questa zona sono assolutamente certo che non la conoscesse. Qua ci viene soltanto chi conosce le zone, perché sono impervie, sono nascoste, sono pericolose e poi specialmente di notte, di prima mattina, sono inquietanti. Non sarebbe mai passata di qua per evitare il traffico eventuale della statale, impensabile. Il 30 gennaio 2023, un tragico evento ha sconvolto la comunità di Alatri. Thomas Bricca, un giovane del luogo, è stato ucciso con un colpo di pistola. Quel giorno, il 19enne si trovava insieme a un gruppo di amici sulla scalinata di via Liberio, situata nel centro storico della cittadina. L'aggressione è avvenuta intorno alle 20, quando un uomo a bordo di uno scooter T-Max è arrivato improvvisamente sulla piazzetta del Girone. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, era Roberto Toson a guidare il mezzo, mentre suo figlio Mattia ha aperto il fuoco. Sono stati esplosi almeno 2 colpi, e uno di questi ha colpito Thomas alla testa, provocandone la caduta immediata a terra. Nonostante i rapidi soccorsi, il giovane è stato dichiarato morto poche ore dopo. Le indagini che seguirono l'omicidio furono lunghe e complesse, inizialmente senza esiti concreti. Tuttavia, col tempo, esse portarono all'arresto di Roberto e Mattia Toson, rispettivamente il padre e il figlio. Nel luglio 2023, la motivazione del delitto, secondo l'accusa, era legata al desiderio di vendicarsi di Omar Aoudi, un ragazzo di origini marocchine che, la sera dell'omicidio, si trovava in piazza accanto a Thomas Bricca. Omar indossava un giubbotto bianco, identico a quello della vittima, acquistato insieme da entrambi i ragazzi. Sembrerebbe che i Toson volessero dare una lezione a Omar, a causa di tensioni preesistenti e di risse avvenute nei giorni precedenti tra loro e un gruppo di giovani nordafricani, cui Omar apparteneva. Il processo per questo delitto sconvolgente si è concluso con una sentenza pronunciata nel primo pomeriggio del 17 marzo 2023. Roberto Toson è stato condannato all'ergastolo, mentre il figlio Mattia è stato condannato a 24 anni di reclusione.
La Corte d'Assise di Frosinone, presieduta dal giudice Francesco Mancini, ha emesso la sua decisione dopo una lunga camera di consiglio. Durante le udienze, i difensori Umberto Pappadia e Angelo Testa avevano presentato le loro arringhe, mentre il pubblico ministero Rossella Ricca aveva richiesto l'ergastolo per entrambi gli imputati. Sottolineando la natura premeditata del reato, l'omicidio di Thomas Bricca è diventato un simbolo delle violenze giovanili e delle tensioni sociali che possono sfociare in tragedie inaspettate. Luciano Muttoni, un uomo di 58 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione a Valbrembo, un comune situato nella provincia di Bergamo. La sua casa si trovava in una palazzina comprendente circa una dozzina di unità, alcune delle quali erano parzialmente utilizzate come bed and breakfast. La tragica scoperta è avvenuta il 9 marzo, quando una conoscente, che non riusciva a mettersi in contatto con lui da alcuni giorni, ha trovato il corpo privo di vita di Muttoni nel soggiorno, immerso in una pozza di sangue. Le ferite alla testa erano particolarmente gravi, suggerendo che l'uomo fosse stato vittima di un'aggressione violenta. In attesa dei risultati dell'autopsia, si ipotizza che possa essere stato ucciso venerdì, l'ultima volta che è stato visto dai suoi vicini. In seguito all'omicidio, le forze dell'ordine hanno fermato 2 giovani sospettati di essere coinvolti nel crimine, un 25enne italiano e un 24enne di origine polacca. Gli arresti sono il risultato di intense indagini condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo, supportati dalla compagnia di Zogno e dalla stazione di Villa del Me. L'italiano, residente nella provincia di Bergamo, avrebbe confessato di aver ucciso Muttoni dopo che la vittima avrebbe reagito durante un tentativo di rapina. Ha inoltre facilitato le indagini, portando al ritrovamento di un giubbotto sporco di sangue, di documenti appartenenti alla vittima e dell'arma del delitto, una pistola schiacciacani con cui Muttoni sarebbe stato colpito ripetutamente alla testa. L'arma è stata recuperata a Ponte San Pietro, a pochi chilometri dalla scena del delitto. Il coetaneo polacco, prelevato da una comunità terapeutica dove lavorava come aiuto educatore, ha confermato le dichiarazioni del 25enne italiano. I 2 giovani sarebbero stati coinvolti anche nell'appropriazione di vari oggetti appartenenti a Muttoni, tra cui il suo telefono cellulare, carte di credito e contanti, che sarebbero stati successivamente abbandonati nelle campagne tra Valbrembo e Solza. Il caso è coordinato dal sostituto procuratore Letizia Ruggeri e le indagini sono proseguite senza sosta. Gli inquirenti hanno già ascoltato numerosi testimoni, tra cui i 2 sospettati, e hanno esaminato le immagini delle telecamere di sicurezza che riprendevano l'area intorno all'abitazione di Muttoni. L'italiano era inizialmente stato fermato mentre guidava la Volkswagen Golf di Muttoni, che era scomparsa da qualche giorno, e gli era stata contestata la ricettazione del veicolo. Nonostante i progressi significativi nelle indagini, restano ancora alcuni interrogativi aperti, in particolare sulle possibili complicità di altre persone. Nei pressi del cimitero di Solza sono stati rinvenuti indumenti appartenenti a Muttoni, e ulteriori indagini proseguiranno per chiarire completamente la dinamica del delitto. Il lavoro dei carabinieri è stato meticoloso. Già nella giornata successiva all'evento, l'abitazione della vittima era stata posta sotto sequestro e ogni indizio, incluse tracce di sangue trovate sul vialetto d'ingresso, è stato accuratamente repertato per far luce su questo caso tragico. Giallo di Arce, Cassazione per i Mottola, GIA assolti 2 volte per l'omicidio di Serena Mollicone. Il pool difesa Mottola ribadisce quanto dichiarato il 5 novembre 2024, in occasione del ricorso per Cassazione da parte della Procura Generale, laddove questa insisteva che il lavoro investigativo fosse stato fatto bene. Premesso che se il lavoro investigativo fosse stato fatto bene non ci troveremmo di fronte agli aiuti investigativi Carmine Belli e famiglia Mottotla. Ribadiamo che ci troviamo di fronte all'innamoramento del sospetto e dell'intuizione sbagliati, alla fissazione su un'ipotesi apodittica, all'adattamento dei fatti alla teoria e non della teoria ai fatti.
Siamo certi che gli inquirenti stiano insistendo nell'errore, per di più sulle spalle dei contribuenti, che sono entrati nel deserto e lì continuano a vagare, seguendo il nulla mischiato col niente. Illazioni, pettegolezzi, forzature ed errori congetturali si sono basati su prove scientifiche illogiche, forzate e sballate, ipotesi investigative senza valore, su nessuna ricostruzione logica di movente, di motivazioni, di circostanze, di situazioni e di cronologie temporali. Non hanno indizi contro gli imputati, non hanno prove. Tutto è a favore della tesi della difesa. Stanno sprecando tempo, risorse, piste investigative e i soldi del contribuente. Ci troviamo di fronte a un sistema investigativo che, se è errorifico, difende i propri errori, nonostante l'assenza di elementi concreti a carico degli imputati. Tale sistema errorifico si scatenò contro l'innocente Carmine Belli. Oggi si è rinnovato contro la famiglia Mottola. Quelli che 20 anni accusarono il carrozziere Belli oggi accusano i Mottola senza portare nulla di concreto, se non illogicità e contraddizioni. Omicidio Serena Mollicone, processo Mottola. Questa povera ragazza è stata usata e trasformata da molti avventurieri, grandi e piccini, tutti meschini e ipocriti, per ottenere visibilità, masse mediatica, luce dei riflettori, effimero successo. Piccole vendette, la paghetta del bottegaio al garzoncello tuttofare, ciò alla faccia della giusta e vera giustizia che i familiari di Serena cercano, familiari che purtroppo sono caduti ed avviluppati dai tentacoli del Caga, Comitato Affari Giallo di Arce. Un calderone maleodorante dove sono confluiti tutti i colpevolisti in malafede, coloro i quali cercano l'italica pagnotta e il modo per sbarcare il lunario. Attenzione, non i colpevolisti in buona fede, ma quelli in malafede. Molti dei suddetti malafedisti si sono impadroniti dell'immagine di Serena, e i familiari non si accorgono che sono usati, strumentalizzati e mandati al macello. È incredibile. Noi del pool di difesa prima di Carmine Belli e poi dei Mottola siamo fra i pochissimi che cercano la verità senza se e senza ma. Se non ci fossimo stati noi ci sarebbero stati due terribili errori giudiziari, ulteriore offesa alla memoria della povera Serena. Avviso importante. Seguiamo i casi di cronaca. Quando possiamo diamo il nostro contributo. Annotiamo tutto. Leggiamo quanto viene scritto nei giornali e ascoltiamo le varie trasmissioni televisive che si occupano dei casi di cronaca che ci stanno a cuore. Condividiamo sui vari canali social i nostri pareri e i risultati delle nostre ricerche. Ci confrontiamo. A volte siamo capiti, a volte no, ma comunque sappiamo che, in fede, abbiamo dato il nostro contributo. Ora ci insegnano che per essere moderni e al passo con i tempi dobbiamo abituarci a dimenticare la parola bugia. Abituiamoci oramai che i termini bugia, mentire, menzogna sia superata, sorpassata, vecchia, obsoleta, insulsa. Guai a voi se vi permettete di dire che chi è attenzionato o attenzionata, inquisito o inquisita in un procedimento giudiziario che sia civile o penale, stia mentendo o dicendo bugie. Guai a voi. Dovete imparare a dire, chiunque voi siate, cattivo ricordo. Ripetete insieme a me, cattivo ricordo. Eliminate dal vostro vocabolario la parola bugia, menzogna, mentire, mente, con la formula più giuridicamente agevole, che piace molto ai consulenti della difesa, del cattivo ricordo. Ripetete ancora una volta, cattivo ricordo. Quindi, da questo momento in poi, prendetene atto. Smettiamola di cogliere le varie discrepanze, incongruenze, dissonanze nelle dichiarazioni assite in televisione e nei vari social media. Nessuno mai di questi soggetti dice bugie o mentono. Imparate a capire e ad usare, da questo momento in poi,
la parola magica cattivo ricordo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.